Buonasera, innanzitutto buon anno, visto che questo è il primo X-News del 2013. E per questa puntata è con noi Luca Zaia, governatore del Veneto. Buongiorno e buon anno, governatore. Buongiorno a tutti e ovviamente auguri. Lavorare. Anche gli imprenditori che vanno in Carinzia non è che ci vanno perché gli piace mangiare i canederli o la Wiener Schnitzel, ci vanno perché... Ecco, le fa male questo fatto, poi torniamo alle tre cose. Guardi, è come chiedersi, è come se lei mi chiedesse, ma la Mon che se ne va assieme a Cinto Cao Maggiore, a Sappada, le fa male o no? Ovvio che mi dispiace, però bisogna essere anche persone oneste e corrette e sapere che in Carinzia c'è il 20-25% di tasse, non c'è burocrazia e c'è segreto bancario. Sono tre cose che io come regione, che non sono autonomo, non mi hanno riconosciuta nessuna forma di autonomia, devo dire se non ce le dà Roma non le possiamo avere. Ecco, quella degli imprenditori si può definire una sorta di secessione leggera? Ma è esattamente la definizione che ho dato io a questo fenomeno. Se ieri il problema era il partito che proponeva la secessione, oggi esce di scena la politica e ce n'è una di più concreta, che è quella del cittadino, della società civile, che ti dice che il 68% di tasse qui non ti permette più di sopravvivere, quindi ti guarda in giro. Quando noi abbiamo pensato all'Euroregione, abbiamo pensato a un territorio che condivide una strategia, noi, la Carinzia, la Slovenia, l'Istria, e io ci aggiungo anche la Baviera, la Lombardia. Sono tutti territori che comunque non hanno nulla che spartire con un'economia mediterranea. Noi siamo mitteleuropei, ragioniamo con i tedeschi da sempre, i gelatieri, danno lavoro a 22.000 persone in Germania, ma non hanno iniziato l'altro ieri, hanno iniziato 2 secoli fa, a fine 800, iniziando col carrettino dei gelati. E non tornerebbe